Dramma lungo il sentiero delle grotte nel cuore delle Dolomiti di Brenta, in Trentino, nel comune di Molveno. La vittima è Katia Ferrin, 62 anni, residente a Saunara, dove, dopo la pensione, era volontaria nella biblioteca comunale. La donna, percorrendo il sentiero, per cause ancora da accertare, è caduta sbattendo la testa su una pietra. Sul luogo dell'incidente sono arrivati immediatamente i soccorsi con l'elicottero della Guardia di Finanza. Per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La 62enne stava facendo un'escursione con il marito, che ha prontamente lanciato l'allarme dopo che lei aveva perso l'equilibrio e aveva sbattuto la testa. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per capire se si sia trattato di distrazione o di un malessere. La salma di Katia Ferin è al momento all'obitorio di Molveno, ma verrà trasferita a Padova a breve. Non è ancora stata fissata la data dei funerali, che dovrebbero tenersi entro la fine di questa settimana. Katia Ferin, originaria di Sant'Angelo di Piove di Sacco, ma residente da anni a Saunara, era molto legata alla sua comunità, aiutando come volontaria durante le feste parrocchiali del paese, oltre al suo ruolo nella biblioteca civica. Una donna molto vivace, molto presente, molto allegra e che sicuramente ha segnato tutta la comunità questa perdita di Katia. E come sindaco e come rappresentante appunto di questi territori mi sento di essere vicina davvero al marito. Erano una coppia molto affiatata e non avevano figli, ma erano molto uniti fra di loro e quindi sento di esprimere appunto il massimo cordoglio nei confronti appunto di tutta la famiglia, in particolare appunto del marito.